Armando Solaroli aveva caldo e già sudava copiosamente. Guidava una vecchia vettura in cui l'aria condizionata non funzionava mai. Da 3 anni mancava a teatro, finale di grande qualità per il Premio Letterario Nazionale Giorgione, un riconoscimento che per la sua storia ha sempre portato fortuna ai suoi vincitori. Il podio di questa sesta edizione è tutto veneto, per 2/3 trevigiano. Vincitore del premio per la sezione inediti è Angela Flori con Se puoi vieni a baciarmi quando torni. Vince per la sezione romanzi inediti Angela Flori con Se puoi, vieni a baciarmi quando torni. La Frosinate, che ora potrà pubblicare l'opera per Panda Edizioni, sponsor del premio insieme a Dentro Centro, riassume con queste parole la grande forza del suo testo. Il fatto che i due personaggi rinforzino a vicenda, sebbene non si siano mai conosciuti, un senso di ricerca della felicità che appartiene poi a ciascuno di noi. Al primo posto per la sezione romanzi editi si è classificato Michele Benettello con Maida Vale. È un gioco di parole, Maida Vale è una stazione della metropolitana di Londra, però ci si può fare un gioco di parole anche con la lingua italiana. Una storia più che complicata che si dipana nel tempo, lungo gli anni. Primo posto per la sezione Panda Noir per la fiorentina Lucia Serracca con Salmo 24esimo, un romanzo ambientato a Venezia. La bellezza della città mi ha talmente colpita che, amando la scrittura fin da sempre, ho pensato che valeva la pena scrivere qualcosa che si ambientasse a Venezia e che anzi facesse diventare proprio la città un personaggio del romanzo. Herman Zed menzione d'onore per la categoria Panda Noir. L'hanno definito noir sghembo lagunare, nel senso che è sì un noir però non presenta i canoni classici del noir, esce anche lì un po' dal seminato. Peculiarità maggiore che si ride amaramente, è un noir tutto sommato con delle punte anche di comicità. La cerimonia di premiazione è stata anche l'occasione di un momento di spettacolo con Sin Lucariello Quartet e Signor Tango. Siamo molto orgogliosi, il Premio Giorgione ha assunto una chiave nazionale ormai importante e anche porta con sé fortuna. Vincitori di passate edizioni oggi si trovano a scalare classifiche importanti a livello nazionale parlando appunto di premi letterari.